È stato forse un regolamento di conti tra bande rivali a scatenare la violenza all'interno di un'abitazione di Volpago del Montello, dove solo per un caso fortuito non ci sono state conseguenze letali. Un venerdì folle, protagonisti tutti giovanissimi di origini marocchine, tra cui una ragazzina sedicenne residente nel Padovano, con gli stessi carabinieri solitamente moderati nei toni che parlano espressamente di scene d'arancia meccanica. Ma andiamo con ordine. È il primo pomeriggio, la sedicenne si trova a Volpago a casa di un amico ventunenne. È da qui che si allontana con una scusa per ritornare qualche ora dopo in serata insieme a tre giovani stranieri, poco più che ventenni e senza fissa dimora, pretendendo di entrare nell'abitazione in compagnia di questi. Il ventunenne però si rifiuta di aprire, una decisione che scatena la furia degli ospiti indesiderati, che nel giro di qualche minuto vanno all'attacco con bastoni e pietre finché riescono a sfondare la porta. Il parapiglia continua all'interno, mobili e suppellettili vengono letteralmente distrutti, il padrone di casa colpito con un'arma da taglio. Sono minuti concitati, aggrediti anche altri due ragazzi che in quel momento si trovano con lui. Un diciottenne riporta un trauma cranico, un diciannovenne ferita al volto e al braccio. Nel frattempo la minorenne ruba una consola da gioco e un telefono cellulare, poi trovati all'esterno dell'abitazione dai carabinieri della radiomobile di Montebelluna e delle stazioni di Volpago e Nervesa, che arrivano sul posto allertati dagli stessi aggrediti. Nel frattempo i tre aggressori, dopo aver rubato i telefoni cellulari delle vittime, fuggono assieme alla minorenne attraverso i campi. Scatta l'inseguimento con i militari dell'arma che riescono a catturare la sedicenne e due dei tre ragazzi. Si tratta di un 23enne e un 24enne. Mentre la prima è stata denunciata in stato di libertà, gli altri sono arrestati e portati a Santabona. Dovranno rispondere di un rosario di contestazioni: rapina aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. E caccia invece al terzo giovane. I tre aggrediti hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 10 e i 20 giorni. Le indagini procedono per chiarire il movente. Questioni di droga avrebbero scatenato il delirio.